Cari amici, prepariamo Giovanni Gunsou. Prendiamo un pezzo dell'impasto e lo lavoriamo benissimo. Deve essere la pasta bella liscia. Faremo un pane piccolo, questo è di circa 185 grammi. Lo allunghiamo bene. Personalmente lo sto preparando con savasta violata, tanto è una dimostrazione che vi sto facendo, però potete prepararlo anche con l'impasto del pane. Se preparate giubane gunsù con l'impasto del pane, cioè con il lievito, vi ricordo che se decidete anche di fare dei ricami, cioè dei fiorellini, delle colombelle, queste durante la lievitazione tendono un po' a sformarsi, ma lo potete fare con pasta violata, tanto è un pane buonissimo anche da mangiare. Il pane ricamato che noi facciamo in Sardegna abbiamo delle vere e proprie maestre, cioè le preparano per delle bomboniere o per delle esposizioni, quello è sempre senza lievito. Come vedete sto preparando un piccolo pane a tres melas che si prepara anche per mangiarlo classico cucuy e vediamo un po' come decorarlo. Naturalmente farò un decoro semplice. Come state vedendo sto facendo dei piccoli taglietti con un coltello e faccio una sorta di pintatura, come diciamo noi in Sardegna. Questo serve per abbellirlo. Finita questa sorta di pintatura, il pane vuole girato proprio sotto sopra e si finisce con gli altri decori. Oggi noi dobbiamo mettere l'uovo, lo sappiamo già, e lo metterò sicuramente in samela centrale. Faccio una sorta di culla. È un pane abbastanza fine, cuocerà anche in fretta, Poi voi potete decidere naturalmente, secondo la vostra fantasia, come decorare il vostro pane. Il pane è già bello anche così, ma per chi ha voglia lo consiglio di andare avanti e preparare un po' di fiorellini.
Con la pasta di zucchero è più facile preparare i fiorellini, io li preparo sempre tutti a mano, ma questa è una pasta più molle, ci viene più difficile, quindi vi consiglio, come sto facendo io, di usare anche un semplice cuoricino e poi anche delle foglie già pronte per andare avanti. Naturalmente ci aiutiamo con le mani per dare forma poi al fiore, può essere più lungo, più corto, i fiorellini più piccoli, secondo la vostra fantasia. Poi le unite, naturalmente fate anche il mazzolino. Sono sicura che voi siete più bravi di me. Non ho velocizzato questi passaggi preparando i fiorellini proprio perché qualcuno mi ha rimproverato nel reel di Instagram, che lì ci sono solo 90 secondi, che non vedono bene i passaggi, lo volevano più lento. Quindi qui è tutto lento fino alla fine, se avete la pazienza di guardare, andate avanti.
Vi ricordo intanto che la videoricetta completa della pasta violata la trovate qui nel mio canale YouTube, sempre con la cucina di Pippi. L'uovo naturalmente l'ho messo a bollire per qualche minuto. Ecco il pane prima della cottura a 190 gradi per circa 35 anche 40 minuti, fino a doratura, senza però bruciarlo. Se prende molto colore mettete sopra un pezzo di carta stagnola. Ed eccolo dopo la cottura. Se tutto questo che ho preparato vi è piaciuto, lasciate un cuore. Grazie.